Provinciale 349, la strada del costo, ribattezzata la strada degli autovelox. In più occasioni infatti ci siamo occupati della questione che ha sollevato non poche polemiche da parte di automobilisti incappati nella rete impietosa dei velox posizionati ufficialmente per ridurre i tanti incidenti stradali, troppi con esito anche mortale, che si sono verificati lungo l'arteria che porta in altopiano, soprattutto nel periodo estivo. Pare che presto ci sarà una svolta, come ci conferma il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. La provincia comunque, come si era impegnata a fare in un incontro che è avvenuto a ridosso del completamento di questo iter che io mi sono trovato in fase di insediamento, sta valutando quelli che sono i dati statistici per poter agire in maniera informata. Abbiamo avuto le prime 4 settimane di valutazione perché purtroppo il trasferimento dei dati non è così semplice e così immediato. Tra una settimana, 10 giorni avremo il completamento di questi dati statistici e agiremo in conseguenza di quello che questi dati potranno esprimere. Se in qualche modo quello che era l'obiettivo di poter mettere in maggiore sicurezza quello che è il costo non viene raggiunto con questo strumento, condivideremo con le amministrazioni locali quelli che saranno i passi successivi da fare.